Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Buonasera Antonino, a te la linea. Scusate, ma quando si ascolta Michael Jackson ci sono due versi generalmente che l'imitatore medio sulla pista da ballo fa di Michael Jackson. Il primo è quando si abbranca il basso ventre dicendo "Au!" e tenta di fare il moonwalk. Io modestamente lo so fare. E poi l'altro quando fa così in alcune sue canzoni, tipo The Way You Make Me Feel, no? The Way You Make Me Feel. Vabbè, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1075 di oggi, lunedì 10 di novembre dell'anno del Signore 2025. Come passa il tempo quando si è in bella compagnia. Vi ricordo come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Io saluto, ti chiedo scusa Natalia, ma è stato l'entusiasmo del momento perché Waco Jacko invita naturalmente a ballare, però buonasera a te, buon lavoro a te e a Simone. Simone lo vedo bene a fare il moonwalk, pure lui a fare pure lui nei pezzi di Michael Jackson. Dovremmo fare un tutorial, secondo me, per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori soprattutto. Vabbè, comunque, a parte questo,
Vi ricordo come sempre 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o il WhatsApp che dir voglia, oppure 029294 7222. Piccola comunicazione di servizio sul palinsesto di domani. Domani dalle 10 alle 11 voi troverete Alessandra Mori con Pop Economia Rumore. Questo perché c'è una piccola modifica di orario solo per domani, quindi domani non ci sarà Giulio Cainarca con l'auto da Fe dalle 10 alle 11, ma ci sarà appunto Alessandra Mori con Pop Economia Rumore, non dimenticatelo. Tiremmo innanzi adesso e naturalmente diamo un'occhiata subito alle agenzie, perché Matteo Salvini ha espresso un concetto in maniera diciamo un po' rude ma molto chiara: via dalle palle gli immigrati che non rispettano l'Italia, principio che è alla base di qualunque seria politica immigratoria, per quanto possa essere stato affermato in modo un po' garibaldino, ma chiaro, è giusto, è così. Se tu stavi male al tuo paese, vieni, emigri e dopo non rispetti il paese in cui sei arrivato, allora non mi pare che tu ci voglia stare. Per cui puoi anche tornare indietro, go back, don't worry, non sentiremo la tua mancanza, anche perché diciamo che gli ultimi casi di cronaca non è che sono molto incoraggianti in materia. Lo riferisce tra l'altro ANSA, Salvini, via dalle palle gli immigrati che non rispettano l'Italia. Il leader della Lega al comizio del centrodestra Bari a sostegno del candidato alla presidenza della Puglia, Luigi Lobuono. Quindi questa è stata la presa di posizione del vicepresidente del Consiglio, ministro dei trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini. Detto ciò, però, vi dico anche che la BBC è nei guai perché Trump minaccia una causa da $1 miliardo alla BBC se non rettificherà quanto ha erroneamente, o meglio, tendenziosamente affermato nel corso di una puntata di Panorama. Panorama è uno dei programmi di inchiesta più famosi della BBC, lo potete paragonare a TV7 o Speciale TG1 per capirci. L'anno scorso, in un servizio sull'assalto al Campidoglio, è stato montato un discorso di Trump in maniera tale da suggerire che sia stato lui a ispirare le violenze di quel giorno e l'assalto. Il presidente della BBC, dopo che tra l'altro questo ha causato, una volta venuto fuori tra l'altro un report interno che criticava quella trasmissione, quindi come vedete i controlli ci sono, venuto fuori questo report interno, sono caduti due pezzi grossi, una è la CEO del settore informazione, l'altro è il direttore generale, e questo pomeriggio il presidente della BBC pubblicamente ha detto di aver ricevuto un messaggio da parte dell'entourage di Trump e che vedranno come rispondere, se chiederanno scusa, se faranno una rettifica e così via. Ha detto anche un'altra cosa, che lui è lì per garantire in maniera sacra l'imparzialità del giornalismo. Ecco, in Inghilterra se la TV di Stato, che poi di Stato non è perché in realtà è un'azienda pubblica ma non è di fatto la TV di Stato, fa una cavolata, succede che saltano i pezzi grossi e qualcuno fa ammenda. Ora provate a immaginare quello che sta succedendo in Italia nello stesso periodo e non aggiungo altro. Va bene, adesso però è il momento di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio. Ragazzi, andate pure. Il ministro della Difesa Guido Crosetto dei Fratelli d'Italia si lamenta perché la legge in vigore prevede un limite invalicabile di 170.000 unità per i dipendenti del suo ministero. Crosetto ha ragione perché dal momento in cui la legge 224 stabilì questo tetto, tutto è cambiato e purtroppo sul piano della difesa anche in peggio. Al pari di tutti gli altri paesi europei, a partire da quelli più grandi come la Germania e la Francia, anche l'Italia deve quindi aumentare il suo organico della difesa. Ciò che invece non condivido è la cancellazione dei 6.800 militari oggi destinati al cosiddetto servizio strade sicure.
Per capire quanto questo servizio sia utile basta prendere il caso della seconda stazione di Milano, quella di Rogoredo. Prima, dopo le 20 di sera, era assolutamente pericolosa ed infrequentabile. Adesso che assieme alla polizia ci sono anche i soldati, la stazione di Rogoredo è diventata frequentabilissima a qualsiasi ora del giorno, pur avendo nei boschi delle vicinanze delle pericolosissime aree di spaccio di droga. Rieccoci, le 18, 20 minuti e 16 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di lunedì 10 novembre dell'anno del Signore 2025 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Adesso, bella gente, tra poco cominceremo il nostro consueto appuntamento delle 18:20, che è il cui Parlamento. La gradita ospite di questa sera sarà l'onorevole Giorgia Latini. Stasera si parla di consenso informato e insomma sentiremo un pochino che cosa ha da dirci l'onorevole in materia. Nel frattempo noi aspettiamo comunque i vostri WhatsApp al 340 670 9659 per commentare le ultime notizie e naturalmente l'inizio di questa trasmissione con le parole molto chiare di Matteo Salvini, così almeno ci capiamo tutti quanti sulla posizione di questo governo in materia di immigrazione irregolare. Via dalle palle gli immigrati che non rispettano l'Italia. Vi ripeto, lo riferisce l'ANSA, il leader della Lega lo ha detto al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla presidenza della Puglia, Luigi Lo Buono. Questa è la notizia dell'ultima ora. L'altra notizia dell'ultima ora è Netanyahu che sta parlando, ha detto che farà rispettare la tregua a Gaza col pugno di ferro, ma ha detto anche: guardate che la guerra non è finita perché i nemici si stanno riarmando. Quindi l'idra dalle 7 teste, che è Hamas, sta cercando di nuovo di riprendere i combattimenti e di farsi nuovamente scudo con le vite dei cittadini di Gaza, con le vite dei poveri gazawi per i loro piani infami. Nel frattempo, tra l'altro, lo sapete, Re Abdallah di Giordania ha detto proprio a Panorama, il programma della BBC, qualche settimana fa: guardate che noi manderemo i soldati solo in missione di pace, quindi prima ci vuole qualcuno che pacifichi. Vedete che questo è un bel rebus da risolvere. E adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Do il benvenuto all'onorevole Giorgia Latini, che ringrazio del suo tempo e della sua cortesia. Buonasera onorevole. Salve, buonasera a tutti. Allora, onorevole, parliamo di un tema che spesso è stato fonte di polemiche, il consenso informato. Che cosa c'è di nuovo? Di nuovo oggi c'è stata la discussione generale in aula e quindi abbiamo iniziato a trattare questo disegno di legge che prevede il consenso informato da parte dei genitori per le attività extracurriculari che trattano temi sensibili, come per esempio anche la tematica dell'educazione sessuale, per far sì che i genitori siano informati dei contenuti dell'incontro, chi sono i docenti, del materiale educativo che viene utilizzato e poi a seguito appunto della supervisione da parte delle famiglie viene poi dopo firmato il consenso per assistere insomma all'incontro organizzato dalla scuola. Quindi non c'è nessuna censura come ci vuol far credere la sinistra, ma c'è solamente un'attenzione in più da parte delle famiglie sulle tematiche che la scuola tratta, perché in passato purtroppo ci sono stati degli incontri dove i genitori non sono stati coinvolti e quindi si sono anche sentiti esclusi, no? Sappiamo che poi nella scuola c'è il patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, quindi questo rapporto deve essere sempre più vivo e saldo, quindi ecco, mira a questo, quindi non c'è nessuna limitazione che comunque vogliono far credere, ma c'è solo una maggiore
attenzione da parte delle famiglie sulle tematiche che si vanno ad affrontare a scuola. Questo sicuramente. Aggiungerei anche un'altra cosa a proposito di questa decisione. Mi pare che ultimamente ci sia un'eccessiva sessualizzazione dell'infanzia e diciamo anche della preadolescenza. Capisco la necessità di un'educazione sessuale, per carità, ma mi pare che qui sembra quasi un'ossessione da parte della sinistra in questo paese. Cioè Sì, già 200 assolutamente. anni fa Alessandro Manzoni diceva: "Si parla troppo d'amore", ma, qui siamo arrivati veramente a dei livelli proprio parossistici. Sì, assolutamente sì. Infatti, cioè, noi, per esempio, con un emendamento chiediamo che proprio queste tematiche non vengano affrontate nella scuola d'infanzia e alle elementari, perché comunque non ne troviamo il motivo di distribuire opuscoli dove si parla di fluidità di genere che creano comunque confusione ai bambini e ai ragazzini di quell'età, e quindi poi dopo per le scuole superiori e per le medie chiediamo il consenso informato, perché troppe volte abbiamo visto magari associazioni che non hanno nessun titolo da un punto di vista di formazione, che poi vengono a trattare no, tematiche sensibili che invece che far bene creano maggiori confusioni nei confronti appunto dei più piccoli, che invece devono essere tutelati. Quindi ecco, questo disegno di legge va in questa direzione, che è quella della tutela Infatti. dei più piccoli, che è quello del coinvolgimento delle famiglie, dei genitori, per far sì che ci sia sempre più consapevolezza. Quindi assolutamente non mette in pericolo la formazione dei ragazzi riguardo alla violenza di genere, cosa che la sinistra comunque ha detto, perché queste tematiche vengono affrontate quotidianamente nelle scuole, fanno parte delle linee guida del Ministero. Il ministro Valditara ha siglato dopo poco, insomma, no, che si era insediato un protocollo d'intesa con il Ministero della Cultura e col Ministero della Famiglia, proprio per educare all'affettività e al rispetto reciproco, però con dei professionisti, no, con psicologi, docenti formati, e non con associazioni improvvisate che fanno propaganda ideologica. Pienamente d'accordo. Un'ultima cosa prima di chiederle quali saranno i suoi prossimi impegni parlamentari, onorevole. Abbiamo visto scuole dove appunto volevano portare il pornoattore Franco Trentalancia a parlare di sesso, dove volevano portare le drag queen a parlare di transessualismo ai bambini, tutte 'ste robe qua, e scuole invece che hanno portato i bambini, per esempio, in gita in moschea a conoscere l'Islam. Ma, la scuola italiana, no, per fortuna che c'è Valditara che sta cercando di mettere ordine in tutto questo, ma perché questa confusione così assurda? Appunto quello che dicevo prima, ecco, con questa legge noi cerchiamo di tutelare i ragazzi da queste interferenze che possono creare confusione invece che chiarezza, e anche da queste intromissioni anche di indottrinamento a culture diverse, appunto sul caso, no, degli incontri con imam che non è che trasmettono dei messaggi, diciamo, di uguaglianza o di rispetto, no, reciproco nei Certo. confronti poi del genere femminile. Quindi vedo dei paradossi, perché si parla tanto, no, di mettere al centro la violenza contro le donne fin, insomma, no, da ragazzi, e poi invece si portano i ragazzi nelle moschee dove che sappiamo che il rispetto della donna è pari a 0. Infatti. Quindi ci sono questi paradossi della sinistra che sinceramente non hanno una vera e propria logica. Comunque in commissione abbiamo fatto anche varie audizioni proprio anche sul tema appunto religioso, su queste iniziative appunto scolastiche che, no, vanno in una direzione che se c'è sulla tematica di un dialogo interculturale è un conto, ma se invece ecco, sono invece volte
magari a far abbandonare la nostra cultura, la nostra identità anche cristiana è un altro. Anche perché noi abbiamo visto anche nelle scuole vietare, no, i presepi, vietare le canzoni di le Natale, recite tutto questo. di Natale, e quindi ecco, insomma, purtroppo stiamo assistendo a una vera e propria crisi valoriale e anche culturale. E Infatti. quindi ecco, il ministro insomma sta cercando di arginare queste derive, e questa legge va in questa direzione. E ora quali saranno i suoi prossimi impegni, onorevole? Ma di impegni, ecco, ce ne sono sempre tanti. Adesso in commissione stavamo seguendo anche un'altra legge sul sostegno, perché è anche un'altra tematica importante. Anche qua Val di Tara sta cercando di far sì che l'insegnante di sostegno abbia una continuità didattica negli anni, perché troppe volte i ragazzi che appunto hanno, no, delle disabilità hanno visto cambiare l'insegnante con cui avevano magari stretto un rapporto importante, e diciamo la discontinuità è lesiva anche, no, a tutti gli alunni, e a maggior ragione insomma a coloro che hanno delle problematiche. E quindi ecco, insomma, si stava facendo anche un ragionamento per sostenere il ministro anche verso questa direzione. Molto bene, allora grazie e buon lavoro. Grazie e buon proseguimento a tutti voi, grazie. Grazie ancora. Adesso pausa e poi George Michael, Freedom 90 del 1990, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso che il mondo ci invidia. Chiedetelo ai vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 40 408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre a gala.
'cause I was just a young boy, didn't know what I wanted to be. I was every little hungry schoolgirl's pride and joy, and I guess it wasn't enough for me. I said, I guess it wasn't enough for me. In the race, pretty face, brand new clothes, and a big fat place on your rock and roll TV. The way I play the game is not the same, no way. And I wanna get myself happy. I think there's something you should know. I think it's time I told you so. There's something deep inside of me. There's someone else I've got to be. Take back your picture in a frame. Take back your singing in the rain. Hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is to take these lives and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah. Freedom. 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 You got to give me what you say. Freedom. 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 You got to give me what you say. Heaven knows we sure had some fun, boy. Why can't just a buddy me? Why can't just a buddy me? Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 18:37 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Abbiamo appena ascoltato George Michael con Freedom 90 del 1990, pezzo che è entrato nella storia, pezzo che noi ricordavamo anche, diciamo così, era la colonna sonora di uno degli stacchetti di MTV 25 anni fa, MTV che ormai è quasi chiuso, per cui vedremo. Maurizio dice: Antonino, il silenzio è generale, ma stanno venendo a galla tante defezioni del progetto Ponte anche per progettualità aggiornate iter. Che dire, nonostante le assicurazioni, vedremo questa storia italiana, chi ha lavorato bene o superficialmente. Maurizio, non so a te da dove risultino queste defezioni. C'è un progetto, c'è il governo che si assumerà la responsabilità politica dell'atto scavalcando il parere della Corte dei Conti. C'è una Corte dei Conti che, a quanto ha riferito Libero nei giorni scorsi, ha fatto tutto fuorché il suo ruolo di Corte dei Conti, quindi vedremo che cosa succederà. Detto ciò, il ponte ci vuole, è un'opera necessaria ed è un'opera che a cascata spingerà a tutto il resto. Se continuiamo con l'Italia del no, con l'Italia che no, ma prima dobbiamo fare questo, prima dobbiamo fare quell'altro, noi oggi non avremmo l'autostrada del sole, anche perché che l'autostrada del sole fosse inutile, che ci fosse da sistemare le strade statali in Italia, che non fosse necessaria, questo lo scriveva l'Unità un giorno sì e l'altro pure contro i cantieri della società Autostrade. Quindi decidiamoci un po' su che cosa vogliamo in questo paese, perché è molto facile ogni volta dire no, non serve a niente, questo e quello. Allora quando si comincerà a parlare di costruire centrali atomiche in questo paese, i famosi mini reattori di cui abbiamo parlato più volte qui in trasmissione, che cosa succederà? Avremo i comitati non nucleare, quello che non lo vuole nel suo paese, quello che non lo vuole nell'altro paese, quello che non lo vuole altrove, e poi saremo sempre punto e da capo. Allora, vogliamo costruire l'Italia del futuro. Costruire l'Italia del futuro significa dire una serie di sì. Se continuiamo con ma dobbiamo fare altro, ma c'è ben altro, ma c'è questo, ma c'è quello, non arriviamo più. Allora, te la dico io una cosa di cui i giornaloni non parlano, ma ne ho scritto la settimana scorsa su Italia Oggi. Mi secca dovermi citare, ma lo faccio. Lo sai qual è la vera lotta in questo momento? Le lotte tecnologiche sono essenzialmente due. Il primo, il dominio dell'intelligenza artificiale, su cui sarà costruita la fortuna di molte potenze
su questo pianeta. La seconda, il biotech, perché con il biotech è possibile ottenere dei farmaci, per esempio contro il cancro al polmone, che possono essere molto più veloci e vincenti rispetto ai farmaci che si sono utilizzati sinora. Sai chi è che sta facendo passi avanti da gigante e li ha fatti nel giro di 10 anni? 10 anni fa non c'era assolutamente niente in questo, niente su questo tema, la Cina. Tant'è vero che un report dell'aprile scorso ha stabilito che se la Cina riesce ad arrivare per prima nel settore del biotech, diventando leader, gli Stati Uniti d'America, pur con tutto il loro apparato di pensatori, industrie e tutto quello che vuoi, non riusciranno a riprenderla. Solo quest'anno, solo dall'inizio di quest'anno, nel biotech, le aziende cinesi hanno venduto 93 accordi di licenza con altre aziende in tutto il resto del mondo. Questo qualcosa vorrà pur dire. E noi stiamo ancora qua a discutere se fare il ponte oppure no? Capisci? Questo è l'andazzo mondiale. Mentre il mondo vede una corsa tecnologica che possiamo paragonare a quella allo spazio, perché tra l'altro c'è questa ditta a Singapore, ora non mi ricordo più com'è che si chiama, che sta lavorando a un farmaco per il cancro al polmone, perché in Cina hanno un grosso problema di cancri ai polmoni, perché ci sono dei forti fumatori e quindi si ammalano molto spesso sulla quarantina. È lì il futuro. Dice: ma perché vi siete concentrati sul cancro al polmone? Perché sugli altri cancri, diciamo così, più diffusi c'erano già altre, o comunque più noti, più conosciuti, c'erano già altre aziende che stavano lavorando e quindi saremmo stati uno tra i tanti. Qui invece vogliamo avere, almeno per un periodo, il monopolio del settore. Ecco, è su questo che si corre il futuro del mondo, il futuro anche dell'egemonia economica e politica. È su questo che si corre. Però noi continuiamo a dire che il ponte non lo dobbiamo fare perché in Calabria c'è la strada statale 106 che è la strada statale della morte. Certo che lo è, ma stanno facendo tutti i tratti raddoppiati, li stanno costruendo. Gli dovete dare magari tempo, non è che 450 chilometri di strada così saltano dalla mattina alla sera o dalla sera alla mattina. E almeno sto governo li sta facendo, a differenza di altri che facevano parole e basta. Allora, il telefono è aperto 0292947222, abbiamo ancora qualche minuto, dopodiché io vi offro questa conversazione, una conversazione che dura un'ora, ma credo valga il vostro tempo. Cioè, io ho parlato con Blanca Bricegno, lei è la cofondatrice dell'Airesven. L'Airesven è una realtà che era nata come un gruppo di preghiera di venezuelani all'estero ed è diventata invece un gruppo di resistenza e di lotta al governo comunista, alla dittatura comunista di Maduro. Dittatura che si appoggia in questo momento ai cubani perché non hanno altre grosse possibilità di tenersi in piedi. Dittatura che al suo interno ospita cellule sia di Hamas che di Hezbollah, perché Chavez ha bandito una crociata antisemita contro gli ebrei e si è avvicinato pericolosamente all'Iran, tant'è vero che è andato anche in visita di Stato in Iran quando ha preso il potere. Da allora il Venezuela ospita queste cellule sia di Hamas che di Hezbollah. Maduro dunque deve essere rimosso, ma il problema è che sapete tutti che c'è la Marina Militare Americana, una flotta di 18 unità a largo delle coste venezuelane. Per adesso vengono colpiti e affondati questi barchini veloci o anche questi sommergibili che trasportano la droga. Di fatto il Venezuela è un narcostato e Maduro ci prende i soldi e ci bagna pure il pane. Il problema vero è far cadere Maduro o sostituire Maduro con la premio Nobel che ha ricevuto il Nobel della pace al posto di Trump e che è tra l'altro una sostenitrice di Trump, la Machado, Corina Machado, sostituirlo senza però fare, diciamo così, un colpo di Stato, l'aggressione del grande paese contro un piccolo paese. E abbiamo parlato di questo e di molto altro, ma abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Per me è sempre un piacere ritrovarti. Grazie.
Allora, purtroppo io penso che la Cina vincerà alla fine, perché sono 40-50 anni che la politica dominante in Occidente combatte contro l'Occidente e lo vediamo praticamente, ormai lo si vede nitidamente, almeno noi che cerchiamo di capirci qualcosa. Tutto è partito dalla scuola, perché se tu crei delle generazioni di sostanziali ignoranti da piccoli, da grandi difficilmente potranno riprendersi, e quindi ormai abbiamo creato abbiamo delle classi politiche di sostanziali deficienti. Scusami il termine, ma stasera ci vado pesante. E quei pochi che cercano di avere un'opinione differente vengono sostanzialmente messi all'angolo. Noi vediamo cosa succede in Europa. In Europa, in Germania, il presidente tedesco mi sembra che abbia detto che bisogna mettere fuori legge a AfD perché va contro gli interessi tedeschi ed europei, più che altro europei, e quindi però non si evita di fare una riflessione. Questi partiti, tra virgolette, anti-europeisti o comunque che cercano una politica diversa da quella che governa l'Europa da 25 anni o anche di più quando non si era ancora Unione Europea, perché sono nati? Perché la gente comune, noi che siamo cittadini che non facciamo politica attiva o perlomeno non viviamo di politica, ci siamo accorti che chi ci guida sostanzialmente lo fa contro i nostri interessi e contro gli interessi occidentali. Perché ti dico, e poi chiudo, che la Cina secondo me vincerà? Perché in Cina, al di là del fatto che sono 1,5 miliardi di abitanti, mentre l'Occidente secondo me non arriva neanche al miliardo, sforna ogni anno 2 milioni e passa di ingegneri, alcuni dei quali magari saranno scadenti, ma tanti altri invece saranno dei geni, perché la scuola cinese penso che non scherzi, mentre la scuola occidentale ormai praticamente promuove tutti, perché bisogna dare l'istruzione a tutti o il diplomino o la laurea a tutti. In questo modo il livello scolastico è diminuito, e io che ho fatto le superiori negli anni '80, a guardare chi fa le superiori oggi sono un genio, ma non perché io sono un genio, io sono uscito con il minimo, però la scuola di oggi secondo me è molto meno, insegna tra virgolette molto meno della scuola degli anni '80, e la scuola degli anni '80 insegnava forse molto meno della scuola degli anni '60. Penso di aver detto quello che volevo e di averti rubato anche troppo tempo. Ciao Antonino, grazie. Allora, grazie a te, e ora resta perché mandiamo in onda il Faccia a Faccia con Blanca Bricegno, che è appunto cofondatrice dell'AeresVen, il gruppo di patrioti venezuelani che anche in Italia lotta contro la dittatura comunista di Maduro. Alla fine ascolterete Albano, il ragazzo che sorride, del 1968, pezzo che lui dedicò agli studenti che lottavano contro la dittatura dei colonnelli in Grecia. Credo vada bene anche adesso. Grazie per essere stati con noi, a domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Viva il Venezuela libero! Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera, andate pure ragazzi. E allora, la mia gradita ospite di questa sera è la signora Blanca Briceno, che varie volte è intervenuta sia a Zoom che a Capitaneria di Porto quest'estate. Lei è cofondatrice dell'AeresVen. L'AeresVen è un gruppo, 2.500 persone in tutto il mondo per il momento, gruppo che ha peraltro personalità giuridica in quel di Puerto Rico e degli Stati Uniti d'America, mi corregge se sbaglio, e in particolare l'AeresVen era nato come un gruppo di preghiera per il Venezuela. Dopo si è evoluto in qualcos'altro, è anche un gruppo che vuole dare voce al Venezuela, specialmente in un momento politico come questo. Allora Blanca, intanto grazie, ci diamo volentieri di tu. Grazie del tuo tempo, grazie di essere qui in trasmissione. Per prima cosa, che cosa sta succedendo davvero in Venezuela? Cosa vi dicono? Bene, allora la realtà, diciamo, che è anche una nostra concezione politica.
noi consideriamo che dietro la realtà, quello che sta succedendo, ci sono delle verità che a volte non si vedono. In questo momento succede che il presidente Trump ha deciso di bloccare il flusso di droga che viene dall'America Latina, che transita felicemente per il Venezuela, che si è conformata in un narcostato, e così bloccare un po' il volume di persone che muoiono negli Stati Uniti per via delle overdose. Sono tantissime. Avevo letto in una statistica 300.000 persone all'anno, poi avevo visto 150.000, quindi su questi dati diverse entità danno numeri diversi a seconda le inchieste statistiche che fanno. Comunque diciamo che per fare questo, bloccare questa situazione o questo flusso di droghe, ha deciso di mobilitare una parte minima della sua armata, e quindi ha posizionato nelle frontiere marittime, che è una cosa importante da capire. La frontiera marittima del Venezuela arriva a Puerto Rico, arriva a Trinità, cioè non è solo, come dicono, mi chiedo sempre scusa a volte per il mio italiano, sulla spiaggia, ecco, non è solo sulle spiagge, non è lì, è nei limiti anteriori, qualche millimetro prima delle frontiere che il Venezuela mantiene, sono credo persino 8 stati con cui ha frontiera marittima. Certamente sono state in un'attività frenetica di eliminazione di navi, di motonavi che sono saltati. Pare che già a oggi siano 18, io ero rimasta a 17, ma un'ultima notizia: 18 navi e 41 persone sono morte in queste navi, e una sola si è salvata ed è stata soccorsa vicino al Golfo del Messico, e il Messico, che deve mantenere, pur essendo un governo socialista, un po' nemico degli Stati Uniti, ma vive fondamentalmente di un rapporto importantissimo con gli Stati Uniti, ha mobilitato qualche nave della sua difesa, e hanno salvato questo personaggio che non so che fine ha fatto ancora, non ho idea. Però quello che succede, e questa è una parte, è un fatto. L'altro fatto importantissimo è che già da qualche anno gli Stati Uniti, la DEA, il sistema antidroghe, ma anche il Dipartimento di Stato, hanno identificato un cartel della droga in Venezuela, che lo chiamano il cartel dei soli, de los soles, perché i generali portano nell'uniforme, sulle spalle, dei soli, così a seconda del numero di soli, secondo il grado di generalato che hanno. Questo cartel, nella visione dello Stato norteamericano, è quello che sta permettendo un flusso eccessivo di droghe verso gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti e il presidente Trump ha deciso di poter, in diverse fasi, sono 3 fasi in principio che possiamo vedere, poterlo in fondo eliminare. Ma ha dichiarato Maduro, il capo di questo cartel, proprio capo di Stato, su di lui c'è una taglia di 50 milioni di dollari, è stata duplicata persino quella che era stata data per Osama Bin Laden. Quindi, ecco, ma questa è propaganda di Trump o è un fatto vero? Cioè Maduro sfrutta davvero i soldi della droga? Sì, va bene, si sa benissimo, lo sappiamo tutti i venezuelani, che in questo momento, ed era da molto tempo fa, perché già
all'inizio del regime di Chavez, sinceramente ha avuto molto velocemente un rapporto con le FARC, con le forze armate colombiane, che sono quelle che avevano ad un momento X della loro esistenza hanno deciso di vivere della produzione di cocaina, sequestri, morti, eccetera, tutto quello che è questa criminalità. Sicuramente il tema, per esempio, nel Venezuela è sempre molto, è complesso capire il paese, tutto quello che succede, perché sembra una specie di ameba che improvvisamente si stira oppure si raccoglie, si moltiplica, si divide, ritorna, perché l'informazione, avendo un regime, una tirannide, noi Aire Sven la definisce tirannide, così ferrea, così crudele, di orrore e terrore veramente, la verità dell'informazione non è facile ottenere, ma sappiamo assolutamente che nella costa orientale del paese, quella che va verso l'Atlantico, lì ci sono molte persone che sono state spostate, diciamo, gli abitanti che sono pescatori, molte famiglie vivono lì, sono stati spostati perché in un certo momento sono arrivati questi rappresentanti, diciamo, sotto i capi della piramide, la base un po' più ampia, se la vediamo la punta come loro, ecco, e hanno spostato le persone di bene perché loro trafficano droga, esce da lì, dalla faccia dell'Orinoco, dall'Atlantico, ciò che potrà passare verso Trinidad e Tobago. E questo traffico garantitamente tutti noi lo sappiamo. Perché lo sappiamo? Perché conosciamo persone, perché qualcuno l'ha detto, ci sono giornalisti che si sono occupati anche, diciamo, della immensa, gigantesca corruzione e la depredazione del paese in un modo veramente mostruoso. Quindi sicuramente poi ci sono dei video, non di tutte queste navi che sono saltate in aria, ma di qualcuno dove si vedono le persone che buttano in mare i pacchi di droga, oppure l'ultima se la passavano, cioè era arrivata un'altra nave per prendere il carico. Bene, la droga produce più soldi di un barile di petrolio, cioè un chilo di cocaina è molto più di un barile di petrolio, che tra l'altro poi è una produzione in decadenza. Peraltro produce più del petrolio, ma il Venezuela vive nella miseria più nera, tant'è vero che addirittura qualche anno fa, anzi l'anno scorso, si è saputo di gente che espatriava per andare a comprare le medicine, perché nemmeno le medicine si potevano trovare più in Venezuela. Come vivono oggi i venezuelani sotto Maduro? Bene, allora ci sono due realtà, molto divergenti, proprio 180. C'è certamente una miseria spaventevole, povertà, eccetera, e simultaneamente c'è un benessere, gente che va in ristorante, mangia, pagano centinaia di dollari per qualsiasi minima cosa, perché il dollaro gira come moneta praticamente più ufficiale. È un paese dove il dollaro si svaluta ogni ora, però ci sono, come mi raccontava, io ho una persona molto vicina che recentemente è stata parecchi mesi nel Venezuela e mi diceva alcuni
è veramente tutta una contraddizione, si fatica a trovare da mangiare, però la gente tu la vedi, cammina felice col cane, va al ginnasio, eccetera. E questo molti anni fa avevamo Airesven, aveva un programma di radio che si chiamava Radio, cioè la prima radio fu Radio Resistencia de Venezuela, ce la flipparono, poi abbiamo fondato Radio Libertà de Venezuela che adesso non è attiva, ma in uno dei programmi che si chiamava Camino de Libertà avevo spiegato come da una fotografia su un'autostrada si poteva capire la complessità della situazione, perché su uno dei carrelli delle corsie, una delle corsie, lei vedeva la povera gente cercando se c'erano bidoni della spazzatura. In quella accanto macchine più o meno, quella accanto, ok, la media borghesia e nell'ultima, quella dell'alta velocità, le super macchine. E questo è un po' il disegno, il triste disegno. Comunque lo Stato venezuelano, cioè la Repubblica e le sue istituzioni, sono stati usurpati dalla criminalità internazionale organizzata via un processo elettorale nel 1998 dove l'alta borghesia della partitocrazia esistente da 40 anni portò alla presidenza della Repubblica un militare golpista, perché con un colpo di Stato ha pure assassinato persone, il cui obiettivo nascosto, come dicevo prima, dietro la realtà, oggi è evidente che fu il mascheramento per distruggere il paese sotto quella maschera del socialismo del XXI secolo. Allora, lei mi chiede il Venezuela di oggi, lo definiscono anche loro come un sistema civile, militare, poliziale. Airesven invece lo definisce come una tirannide comunista, i cui fattori sociotropici sono terrore, menzogna, odio, e generano l'attuale situazione di morte, miseria, povertà estrema, mala sanità, denutrizione, un'economia sommersa, no? Il mercato nero, eccetera, una repressione mostruosa, le torture, i sequestri, le disapparizioni. Cioè, praticamente Cuba moltiplicato per 100. Esattamente, però il Venezuela Chavez lo ha consegnato a Cuba proprio pari pari, ha messo nelle mani. Noi, per esempio, la prima cosa che arrivò, lui vinse quella unica elezione, vinse veramente quell'unica elezione e la vinse con un numero di voti minore di quello che aveva fatto Jaime Lusinchi 15 anni prima, perché veramente non è vero quando si fa credere che fu il popolo, le favele che scelsero a votare per lui. Questo lo conquistò lui dopo, però quell'elezione non fu così, fu la alta borghesia in qualche modo che lo sostenne anche, e poi lui però gli confiscò molti beni. Quindi in quel momento lui già era andato a Cuba, perché bisogna sapere che Maduro è stato formato a Cuba penso che aveva, non so, 16-18 anni quando ha iniziato a formarsi là, era un uomo giovane parecchio. Allora, Fidel Castro già aveva messo la mira sul Venezuela, di sapere che questo sistema comunista cubano è molto parasitario, quindi prima parasitava l'Unione Sovietica ha sospeso questo nutrimento, diciamolo così, e è appuntato sul Venezuela da molto tempo, perché lui si presentò per la prima volta nel 1958 si chiamavano los barbudos, no? Quei deportatori di barba, ecco. E Chavez assolutamente si considerava
figlio di Fidel Castro, e Cuba inizia quando già Chavez prende il potere, perché le elezioni furono nel 98, ma il potere lo prendeva il 10 gennaio del 99, e molto velocemente iniziò il processo di distruzione. Il primo punto fondamentale, penso che questo sia un assioma generale del comunismo, o di questi tiranni che hanno necessità di distruggere uno Stato, fu prendere il sistema educativo. E ancora io, in un'occasione che ero là, nel Venezuela, perché viaggiavo una volta all'anno fino al 2013, da allora non vado più. C'erano nel Ministero d'Educazione, che sono andata lì, i cubani a decidere cosa si faceva o non si faceva, e certamente al momento in cui inizia a decadere il processo educativo, poi entrano i famosi medici che fungono anche come un sistema di spionaggio, eccetera, e poi emerge di schiavitù questi medici. Questo magari in un altro momento ne possiamo parlare per non distrarre la conversazione. Consegna le notarie, consegna praticamente anche, subentra allora tutto un sistema poliziaco e di sicurezza straordinario, perché i cubani, lei si può immaginare, hanno una scuola non solo sovietica ma della estasi, e quindi non è da poco la situazione. Quindi questa miseria, questa situazione va degenerando. Esperti sono arrivati nel paese, esperti in torture. C'è un cubano che lo chiamano generale elettrico, perché lui è esperto in queste torture che utilizzano l'elettricità. E sono arrivati al punto con Maduro di torturare le mascotte. Quindi onestamente il degrado del regime, della dittatura è al massimo, perché integralmente si può proprio affermare di una amoralità esacerbata. Comunque ci sono poi state le disapparizioni e la trasformazione della struttura politica nell'attuale narcostato. Quindi la fame e la salute sono state utilizzate come armi, sono armi potentissime per controllare una popolazione. Come gli dicevo, che i fattori socioentropici, questa è l'analisi di Ayres-Wein, noi li chiamiamo così, che sono il terrore, la menzogna e l'odio, e ecco il punto, c'è la quarta gamba che stabilisce questo tavolo, diciamo così, della tirannide, che gli dà ossigeno di durabilità e stabilità, che noi le chiamiamo boliburghesia, boli di Bolivar. Sì. Esattamente. E questa... Che era l'ideologia appunto di Chavez, il bolivarismo. Sì, lui veramente ha preso questo, persino ha cambiato il nome del paese come Repubblica Bolivariana. Io ho un sospetto, grande, prima volta che lo dico pubblicamente. Sì, è vero che Chavez aveva questa passione, questa sudditanza verso Fidel Castro, ma lui probabilmente, secondo me, aveva elementi del nasserismo, del panarabismo un po' dentro di lui, perché è indimenticabile che lui, una volta assunta la presidenza, il primo viaggio che fece fu all'Iraq, a Saddam Hussein. C'è una famosissima foto dove c'è lui guidando una macchina, ora non ricordo se la guidava lui o la guidava Saddam Hussein, però perché non bisogna dimenticare, no, quando si pensa a questo, almeno quello che consideriamo come Ayres-Wein, che il Venezuela partecipò, fu praticamente
per non dire fondatore, diciamo cofondatore dell'OPEC. Sì. E in un momento X probabilmente si sentì l'unico paese non arabo. E lì, diciamo, probabilmente sono nate molte di queste idee. Che poi, quale fu il problema di Chávez con Cuba? Una delle situazioni è che era lento, cioè 13 anni per raggiungere un programma di 20-22 punti che Fidel Castro gli aveva suggerito in una lettera, non specificati proprio una riga per punto di cosa doveva fare. Quindi lui, inoltre, ecco, qua c'è un fatto che si mescola con ciò che sono considerazioni di carattere spirituale. Chávez ad un certo punto lui inizia e maledice proprio in un modo dalle sue viscere a Israele. E inizia questa situazione contro Israele perché c'era già tutto il connubio con l'Iran soprattutto, no? Perché noi, diciamo, dalle mani di Cuba, guidati a accordi molto profondi e anche sconosciuti, perché non è che abbiamo il libro o il PDF con che cosa ha firmato quali progetti. Comunque, con l'Iran, e militarmente lui sposta tutta l'acquisizione dell'esercito, cioè delle armi, delle cose, anziché continuare a consumire i prodotti di guerra provenienti dagli Stati Uniti, come era sempre stato, passa a comprare le armi alla Russia. Quindi entra la Russia, Iran, Cuba, Iran, il Qatar, la Turchia, tutti questi paesi hanno fanno vita nel Venezuela, la Cina con grandissimi prestiti di denaro che poi li recupera in petrolio che anche qui sappiamo che questi sono temi che avevo toccato in Caminos de Libertà nel programma di radio. Per esempio una parte di questo petrolio che prendeva la Cina, non so se ancora lo sta facendo, lo contrabbandava a $5 il barile in mezzo all'oceano. Quindi dica. Ecco, quindi a maggior ragione, se ho ben capito, il problema della caduta del regime di Maduro in Venezuela non è tanto il fatto che Trump riafferma l'attenzione degli Stati Uniti d'America sull'America Latina e scaccia la Cina, ma è anche un modo per far cadere indirettamente il regime di Cuba, perché nel momento in cui il Venezuela dovesse avere un regime change, dovesse per esempio salire al potere Maria Corina Machado, la premio Nobel venezuelana premiata quest'anno, e beh, automaticamente Cuba si ritroverebbe isolata a livello mondiale. Cioè, da chi dovrebbe dipendere? I russi non credo abbiano tutti questi soldi per mantenere ancora i cubani. No, loro hanno, la Russia, non li so dire esattamente in quale anno, ma ad un certo punto ha condannato un debito di tipo 40.000 miliardi, una cosa così enorme, anche perché iniziava il Venezuela a sostenere con un invio diario di 118.000 barili di petrolio. Quindi no, probabilmente noi desideriamo fosse un fenomeno domino, perché se il Venezuela si può vivere una trasformazione verso un sistema democratico di Stato di diritto o di repubblica con la separazione dei poteri, eccetera, e sicuramente l'effetto domino potrebbe ricadere su Cuba, Nicaragua, Brasile, Cile, che sono paesi che in questo momento sono paesi alleati, anche se il Cile non si dichiara. Anche se il Cile?
Anche se il Cile non si dichiara? No, ma in Cile Non si dichiara alleato del Venezuela? ma lo è in un modo surrettizio, perché se lei vi racconto solo un caso terribile che è successo, perché comunque nelle forze armate venezuelane, soprattutto diciamo che gruppi di resistenza o di resistenza, non so se dire vera opposizione, perché l'opposizione venezuelana è una pseudo opposizione, quello che si chiama opposizione. Ci sono stati in diversi momenti atti sovversivi per dei militari, per esempio noi chiamavamo comacates, anche so, i comandanti, capitani maggiori, no? Tenenti, che fa comacates, comandanti maggiori, capitani, tenenti, ecco, che si sono alzati. Abbiamo persone non solamente in prigioni, torturati in un modo mostruoso, come è, sempre richiamo la fede di vita di Juan Carlos Caguaripano, ma per esempio c'è stato un capitano di corbetta della Marina che è arrivato in tribunale ed è morto lì davanti al giudice, talmente torture. Quindi, però in Cile è successo che c'è stato un altro gruppo di militari più giovani, insomma attorno ai 30 anni, più o meno quell'età lì, primi tenenti, tenenti 1, tenenti 2, così, che hanno organizzato una situazione di sublevazione. Sono stati catturati certuni, altri sono scappati. Uno di loro era il teniente Ojeda, il cognome Ojeda, con la I lunga. E allora, questo ragazzo era poi stato preso, ma era riuscito pure a fuggire ed è andato in Cile. E Cile ovviamente lo ha accolto come, insomma, come si dice, sotto protezione politica, no? Però col regime di Boric veramente non gliel'ha veramente data. Un ragazzo se lei vede solo la foto di una purezza negli occhi, e sto desiderio di una Venezuela libera per lui, per i suoi figli. E quindi ad un certo punto però inizia la persecuzione in principio di colui che è adesso il ministro degli affari interni e di giustizia e pace, si chiama così, potere popolare, e insomma ad un certo punto lo tirano fuori, lo trovano, lo tirano fuori dal suo alloggio, lo portano via in mutande, e questo ragazzo poi è apparso morto, ma poi si è saputo che l'avevano anche seppellito vivo dopo torture, eccetera. E poi nelle investigazioni che porta avanti il ministero corrispondente in Cile, il legame col Venezuela è stato evidente, ed era evidente che i militari che l'avevano preso, perché c'è il video di quando lo tirano fuori dalla casa, sono della DGSIM, cioè la direzione generale di intelligenza militare, DGSIM. Quindi nessuno di noi ha garantito la vita in nessuna parte del mondo dopo questo caso. Ecco, ma allora a maggior ragione la presenza dell'Armada, come la chiama lei, cioè della Marina Militare Americana, davanti alle coste del Venezuela, ci può essere un colpo di Stato e far cadere Maduro? Che cosa sta per succedere? Perché da giorni la stampa americana dice gli americani attaccheranno e Maduro sarà rovesciato. Trump però per adesso non dice nulla. Quindi cosa succederà? O Maduro perpetuerà il suo potere? Cosa succederà? Bene, allora sbariliamo
diverse carte sul tavolo, e io poi all'ultimo lei per piacere mi ricordi e mi chieda cosa lei dal suo cuore pensa, perché è molto diverso da tutte le posizioni. Bene, ripeto, non siamo di fronte alle coste, la Marina non è di fronte alle coste venezuelane, la Marina americana non è di fronte alle coste venezuelane, è di fronte alle frontiere marittime del Venezuela. Questo forse c'è bisogno di chiarire. Trump ha detto 2 giorni fa, un giornalista le ha chiesto se andava a fare un'invasione nel Venezuela, ha detto no, non ci ho pensato, e secondo mi raccontava una persona che alle 2 del mattino di oggi mi ha telefonato e mi dice Trump ha detto che del Venezuela sinceramente non ne parlerà con un giornalista delle sue idee, le sue proposte. Apparentemente le 3 fasi in cui uno potrebbe teorizzare che lui abbia in mente, benché conoscere quello che lui pensa non è semplice, ma attraverso certe dichiarazioni di Marco Rubio, è che c'è questa prima fase. Questa prima fase cosa vuol dire? È dire, va bene, io ho le navi della Marina Militare davanti e semplicemente ti faccio fuori queste navi con la cocaina o con la droga, perché poi c'è il fentanilo che sta devastando la popolazione americana, ma che esce pure via questa via qua del Venezuela. E quindi, ok, poi se uno vede la cartina è evidente, allora c'è l'Orinoco, ci sono fiumi che vanno all'Atlantico, c'è i Caraibi verso le isole inglesi, francesi e Trinidad e Tobago, eccetera, e verso l'Angola, verso l'Africa e sottomarini che circolano. Allora, e c'è la Colombia, allora se uno vede la Colombia, vede che ha un'immensa costa con il Pacifico, quindi anche da lì. E in questi giorni pure nel Pacifico hanno avuto un'attività di far saltare qualche situazione. Ora, questo sarebbe come una fase per dire, guarda, veramente i tuoi, o tu c'hai un esercito da mandare a morire perché per ragioni qua o là li fai salire su una navetta e comunque se la fanno saltare muori se arrivi e degrada, fa come degrada una fortezza di questa criminalità internazionale. Quindi diciamo l'opzione 1 è un blocco davanti al Venezuela che appunto logori gli esportatori, esatto, o comunque i commercianti, i trafficanti di droga. Esatto. Quindi questa è l'opzione 1. La seconda fase, no, sono fasi. Sì, fase 2. Fase 2 è dire, va bene, infiltro specialisti, marine, molto personale, molto, molto preparato dentro il territorio venezuelano, perché poi si è detto che Trump aveva autorizzato la CIA di entrare in territorio venezuelano. Quindi non sono quelli super specializzati, mi scusi che non trovo una parola più precisa, ma comunque specializzati in filtrare, conoscere, capire chi possono sobornare perché dica da qua luoghi dove ci sono i laboratori, dove c'è un bunker, dove c'è questo, dove c'è l'altro. E questa fase possiamo sospettare che possa essere in atto. La terza fase è allora l'eliminazione. Certamente c'è un problema giuridico, secondo me, internazionale, perché per quanto gli Stati Uniti non riconoscano in questo momento a questo signore illegittimo, totalmente, incostituzionale, totalmente, boss, capo di un cartello della droga, come il presidente del Venezuela,
comunque è lui e la sua cricca che conformano un governo. Allora c'è il problema dell'ingerenza, no? Di entrare a invadere il paese in una possibilità di guerra, cosa che è abbastanza delicata, perché, come gli avevo detto, credo, nell'ultima volta che l'avevo telefonato, c'è questa zona del Catatumbo dove girano le FARC dissidenti, quindi le FARC che non sono entrati nel governo colombiano, l'Esercito di Liberazione Nazionale, una guerriglia venezuelana che hanno sempre negato che esista, ma almeno Aires Ben l'ha sempre affirmata. Poi ci sono gruppi di, insomma, nel Venezuela ci sono gruppi, persino dell'ETA, Hezbollah, Hamas, eccetera, che si muovono comunque in qualche modo. Per esempio, noi non sappiamo quante persone di Hamas, no, Maduro si è dichiarato il capo per l'America Latina di Hezbollah, quindi il capo dell'America Latina di Hezbollah. Quanti Hezbollahiti ha portato per proteggerli o di Hamas in territorio venezuelano? Noi non lo sappiamo, perché oramai c'è tutta una zona del territorio, diciamo, frontiera occidentale del Venezuela con la Colombia, dove girano queste bande armate. E si dice, guardi, io ho sentito dire che lì nel Catatumbo, nella zona della Guajira, diciamo all'occidente del lago di Maracaibo, hanno una formazione di 41.000 persone, che sono tante, sono armati. Quindi questa opzione, e lì, non so, Trump ha detto ti invado, non so, al Sudan, se continuano ad uccidere cristiani, sì. Ma del Venezuela non ha detto questo. Ora, Maria Corina Machado con il presidente Urrutia eletto, io non so se loro veramente saranno coloro che potranno prendere il potere. Noi a Aires Ben non siamo stati a favore. Se ci avessero chiesto lei darebbe il premio Nobel a Maria Corina Machado, avremmo risposto no, ma ne siamo contenti, nel senso, va bene, tanti venezuelani si sentono orgogliosi di questo, e in una situazione di tanta depressione, proprio di tanto dolore e tristezza, avere un contento è una cosa psicologicamente positiva. Ma per noi quello che è importante di questo premio Nobel è se li salva la vita. Cioè, sarebbe la cosa più importante di un premio che è stato più politico che reale. Ecco, ma la Machado può diventare la prossima presidente di un Venezuela restituito alla libertà? Ah, bene, bisognerebbe fare elezioni e abolire moltissime leggi, perché lei non è stata eletta come presidente, è stato eletto come presidente un membro della, si chiama alle origini la Mesa Democratica, lui è González Urrutia, è stato ed un membro della prima originaria Mesa della Unidad, che poi si è trasformata nel tavolo democratico, e lui è stato ambasciatore, lui è ambasciatore di carriera, è stato ambasciatore di Chavez in Argentina. C'è persino un dubbio di quante cose potevano transitare dal Venezuela verso la Kirchner nel periodo in cui lui era ambasciatore, cioè, perché tra l'altro hanno preso delle valigie con 1 milione o 2 milioni, se non ricordo la cifra esatta, di dollari portati da uno Wilson Antonini, secondo cognome tristemente italiano,
in uno dei governi credo che c'era ancora il marito vivo. Quindi questo signore qua poi, per esempio, cosa ha dichiarato rispetto a Maduro? Maria Corina ha fatto molte promesse, che certamente ha una frase che è grandemente utile, perché lei dice fino alla fine. Fino alla fine. Allora, fino alla fine è sempre. Fino alla fine di oggi, dell'ora, dell'anno, del secolo, eccetera. E in questi giorni è uscito, almeno io ho visto un video dove lei fa un programma economico che sembra, non lo so, sembra che non sia stata in un momento di grande concentrazione quando ha detto queste cose, è sempre a manipolare affettivamente. Noi siamo persone molto emotive e affettive, quindi non è difficile manipolare masse, e in quel disastro dove chi deve comprare una borsa del mangiare deve pagare un prezzo e quello è pieno di animali, di cose, cioè che la situazione è orribile. Lei parla di militari che sono qua e là, è come difficile, prendendo con molta serietà e volendo approfondire come farà quelle cose che dice, manca un senso. E lui, il presidente, ha detto parole testuali, no? Ha detto, beh, Maduro che se ne vada a usufruire i suoi guadagni. Ma di quali guadagni starà parlando? Quelli della droga. No, non solo, ma sono centinaia di milioni di dollari. Negli Stati Uniti li hanno confiscato in un solo colpo 600 milioni di dollari. Cioè, sta gente si è derubata dell'erario nazionale 800 mila milioni di dollari, è un calcolo che magari è verso il basso di quello che hanno fatto. No. Quindi, non so come lei possa affrontare 4 eserciti stranieri dentro il territorio, più le bande di droghe, più il tren di Aragua, più in un momento X, qualche anno fa, c'erano piccoli boss nelle favela, perché ci sono favele enormi che hanno quasi 100.000, 800.000 abitanti, no? E allora si creava un boss, un giovane, perché avevano la media della loro vita 25 anni. A quell'età già lasciavano un figlio e venivano sostituiti da altri. Quindi, e questi capi boss che gestivano una zona, per esempio, li parlo di Wislexis. Wislexis, a Petare, lui aveva questa zona. Cosa succedeva? Maduro l'ha liberato dal carcere, perché c'è un nome orribile che si chiama PRAN, loro sono PRAN, persone in arresto, faccio la traduzione, persone in arresto, assassinati, una cosa orribile. Questi signori, questi giovani, potevano difendere una zona, e in quella zona lì, allora, il PRAN garantiva vita, medicine, alimenti, eccetera, eccetera, ma la polizia non poteva entrare, ma questo. C'è stato un momento in cui erano qualche centinaio distribuiti nel paese, addirittura c'erano dei PRAN che gestivano dei pozzi di petrolio. Io guardi che questa in realtà non c'è fantasia che la possa superare, e quindi questa gente però a un certo punto, Wislexis per esempio, lui sfidava Maduro, proprio faceva un video e gli dice, vieni a prendermi tu, perché Maduro ne aveva il terrore di Wislexis. Comunque a un certo punto hanno deciso di sviluppare il tren di Aragua e altre modalità di criminalità organizzata formata in un altro modo, anche con elementi secondo me di intelligenza, e quindi
questi capi non servivano più e Wislexi, per esempio, è stato ucciso in un confronto con la polizia, che è entrata, salita, dove l'accordo era che non ci dovrebbe stare quella situazione. L'altra, diciamo, questa possibilità, c'è stata un'altra ipotesi, anzi proposta proprio per questa situazione del Venezuela, che era cioè prelevare Maduro, farlo andare via e sostituirlo, secondo la Costituzione del 99, che è illegittima, pure incostituzionale, però comunque quella con cui questa tirannide si rige, che non rispetta, però è quella, di dare il potere al vicepresidente, cioè sostituire il presidente per il vicepresidente. Chi è il vicepresidente? È una donna, Delcy Rodriguez, sorella di Jorge Rodriguez, che è il presidente del Congresso nazionale, figli di un assassino guerrigliero che è stato ucciso in un momento X. Il regime, quando si è alzata la guerriglia in Venezuela, l'esercito ha reagito e la guerriglia era uscita sconfitta. Questo qua è stato il padre, è stato preso ed è stato ucciso per tortura. I poliziotti che l'hanno torturato hanno pagato 30 anni di carcere, ma loro sono al punto che ogni volta che parlano della vendetta, della morte del loro padre. Benissimo, ma chi è questo qua inoltre? Nel Venezuela, quando c'era questo periodo di guerriglia, ci fu il sequestro di un personaggio molto importante della impresa Illinois, quella che fabbricava vetri, cose così, Milhouse. Questo signore fu rapito per 2 anni, eccetera, eccetera. Chiesero un riscatto di 20 milioni. Chi fu l'artefice di questo? Questo padre di queste persone. Quindi i 20 milioni, molti sono stati uccisi e che non si sapevano dove erano andati a finire, ma quello che si sa è che questi 2 fratelli hanno studiato nelle migliori università europee, eccetera, eccetera, Sorbonne di Parigi. Quindi a volte si può pensare dove erano i 20 milioni. Passando questa proposta, l'hanno fatta il governo nel Qatar, perché il Qatar è un punto di mediazione dove le mediazioni segrete, che poi esce una risoluzione, si fanno in Qatar. Gli accordi di dialogo in altri posti, Santo Domingo, Aruba, eccetera, vabbè, quello più o meno si conoscono un po' di più. Ma il governo degli Stati Uniti ha rifiutato questa proposta. Poi, per esempio, un movimento militare che esclude allora il peso delle elezioni del 28 luglio del 2024, quindi Maria Corina, che lei fungerebbe da vicepresidente del governo di González Urrutia, sarebbe esclusa. Poi c'è un'altra possibilità, che è perché con cosa si sostituisce l'uscita di Maduro? Cioè, non è che un paese che è stato dominato e infiltrato come la salvia velenosa in tutte le sue istituzioni sono state distrutte, cioè la Repubblica, il paese necessita di essere rifondato. Lì non è che da restituire, ricomodare, riformare, secondo noi sempre, Antonino. Quindi questo dovrebbe, allora, nel Venezuela, diciamo che dal 1828 che c'era ancora il Libertador Simón Bolívar,
quando ha avuto bisogno di sostituire i governi in modo sovversivo, lui aveva fatto un decreto, si chiama decreto organico del 1828. Allora lì lui poi ha convocato una convenzione costituente, poi però al momento che si è formata, configurata, ha consegnato il potere e dopodiché Costituzione, processi elettorali, eccetera. Questo modello, che gliel'ho spiegato molto sommaramente, ma se anche questo se decreto permetterebbe la transizione dalla dittatura alla una democrazia. transizione in un modo particolare, esatto, che però fa modello nel senso. Il primo che l'ha fatto è stato il Libertador Simón Bolívar. Dopodiché Joaquín Crespo, un presidente, già nel 1892 fece questo, appunto, si sovvertì un regime e fece lo stesso processo. Questo processo è stato ripetuto nel 1892, nel 1899, nel 1914, nel 1945, nel 1950, nel 1958. Poi c'è l'analisi di questa situazione fatta dal dottor Jorge Olavarría, si chiama il diritto alla ribellione, perché Simón Bolívar diceva che quando un popolo è veramente in una situazione di oppressione tale come siamo noi oggi, il diritto alla ribellione era assolutamente lecito, no? Certo. Per cui, ecco, il diritto alla ribellione e quindi alla legittima difesa. Si conforma quindi uno stato di necessità, cioè il solo togliere Maduro senza un'organizzazione forte, si conforma uno stato di necessità di imminente ed estrema pericolosità. Quando viene attuato questo decreto? Quando si conforma uno stato di necessità di imminente ed estrema pericolosità per la preservazione della libertà, la vita e i beni di tutti i cittadini. E chi lo dovrebbe dichiarare questo stato di necessità? Ah, bene, è lì chi lo proponga. Airesven lo conosce. Airesven non solo lo conosce e lo ha studiato molto bene, ma se Maria Corina non l'ho mai sentita parlare di questo. Ci sono altri gruppi di patrioti, eccetera. Noi veramente la divisione fra di noi è grande, cioè questo di pensare che tutti uniti così in un solo momento è difficile, perché per esempio questi governi che sono stati ecco, cosa succede? C'è una omissione di che cosa fa sto governo? Non compie la propria funzione costituzionale, è una cittadinanza che è in uno stato di indefensione in quanto ai suoi diritti più sacri, appunto vita, libertà, proprietà. E quindi diciamo che questa sarebbe una giustificazione di una ribellione o di una sovversione. Allora, qual è il processo di questo decreto? Sarebbe così, più o meno. Governo delegittimati, derroccati per processi sovversivi hanno questo modello. Il manifesto di cosa, perché si è fatto, atta costitutiva del governo di fatto, i decreti che sostengano la Costituzione, la veramente valida, ancora legittima, che è quella del 1961, e che forse includa, se ci sono decreti importanti nella attuale illegittima Costituzione, li processi dentro, poi un processo costituente che possa restituire la legittimità del diritto a governare. E dopodiché a un certo momento bisognerà fare uno statuto elettorale autonomo e pulito. Io
sinceramente considero che nella situazione di criminalità e di amoralità che vive il paese, perché le persone che vivono nelle favelas, in un isolato, ci sono quelli che fanno la delazione dell'altro, cioè quel sistema di protezione di quartiere cubano si è traslato e intensificato ovviamente. Lì queste persone sono persone corrotte, sono persone che, perché un padre di famiglia, dire padre è difficile nel Venezuela, che c'è una paternità irresponsabile, però una persona viene a cercare la scatola, si chiama la caja clap, la scatola clap, che è quella che contiene alimenti con animali dentro, con termica, come si chiama, eccetera. Bene, però non te la do perché non sei venuto alla manifestazione, non ti sei messa la camicia rossa a stare sotto il sole a mezzogiorno, non hai fatto l'allenamento militare. Mi chieda questo, signor Antonino, perché sta succedendo una cosa grave con la situazione civile. Quindi a questo punto questa corruzione, queste persone, cioè come si vanno a gestire? Se non allora una giunta direttiva di governo è un'ipotesi di Ayresven che non è l'ultima, ma una dittatura della legge. E nel cuore di Blanca Briceno, per concludere, che cosa c'è? Nel mio cuore, con tantissima malvagità e crudeltà, dove si disezionano i bambini, ci hanno rubato, mi scusi, Prego. ci hanno rubato il nostro futuro con i nostri bambini denutriti, vivisezionati, malati, senza medicine e senza alimenti. Ci hanno distrutto un presente, rubato, perché non si può dire diversamente del comunismo, che non fa altro che questo. Tutta la fascia umana produttiva, 10 milioni di venezuelani in migrazione forzata, non è poco, non è poco. Sono usciti l'elite non intellettuale, professionale in primo luogo, perché sono stati i primi a capire cos'era. Cosa rimane? La dignità venduta, la libertà venduta. E ci hanno derubato la memoria, perché i nostri anziani muoiono, perché sono soli, perché i giovani o la famiglia se n'è andata, perché non hanno ricorsi, perché hanno $2-3 di pensione al mese. Quindi per me, di fronte a tanta malvagità, guardi, solo Dio ha il verdadero piano, perché come dice il Signore, mia è la vendetta, io darò il pago. E quindi lì Ayresven ha messo la fiducia. Ciò non toglie che la nostra lotta, la nostra battaglia non va avanti. E vi chiedo scuse che mi sono emozionato. Prego. Allora, io raccolgo questa nostra lunga conversazione, le sono molto grato, perché è giusto che la gente sappia che cosa sta succedendo. Ed è giusto che la gente soprattutto non creda alla cartolina di questo Venezuela socialista nel quale c'è libertà, nel quale c'è questo e c'è quello. Non c'è niente di tutto questo. C'è solo, come diceva Silvio Berlusconi di tutti i regimi comunisti, terrore, miseria e morte. Auguro a quel nobile paese che è il Venezuela di tornare libero e ricco e sereno e tranquillo al più presto. Grazie. Grazie a lei. E perché sì, siamo nobili. C'è una fotografia meravigliosa di un bambino in mezzo a un deposito di sporcizia e un cane, e lui, pezzettino di pane che ha trovato per lui, glielo sta dando al cane. Questa è la mia gente. Viva Venezuela libre, democratica y consciente. Dios lo bendiga grandemente. Grazie. E che viva il Venezuela libre. Gracias. Amén. Amén. Gracias a usted.